Oggi vi faccio vedere una magnificenza di madre natura. Due querce meravigliose che sono qui a pochi passi dai nostri paesi, a Fontanelle e vicino alla villa del Conte Marcello, nel parco della villa del Conte Marcello, che è lì sullo sfondo a sinistra della quercia. E qui davanti a me c'è la prima, sopra di me, se mi giro, c'è la seconda e altrettanto maestosa quercia che vi faccio vedere dal basso per farvi capire quanto grande è. Mamma mia, sono veramente delle cose fantastiche, meravigliose. Guarda, la mia mano e la quercia, la grandezza e la maestosità di queste querce che avranno, presumo, almeno 200 anni. Sarebbe da capire l'età di questi due meravigliosi alberi. Chiamarli alberi è un po' riduttivo, sono delle persone, direi, delle persone ferme, come dicono i nativi americani, però meravigliose. Queste vanno tutelate come monumento nazionale, secondo me. È una scoperta che ho fatto andando in bici e voglio condividere con tutti perché è la prima volta che mi imbatto in due meraviglie del genere a così pochi passi da casa.